Sono le 9:30 spaccate, quindi abbiamo mezz'ora buona per chiacchierare con l'ospite che torna. In realtà non abbiamo bisogno di carta d'identità, quindi lei è dispensato da questo momento che la angoscia sempre tanto. Devo vedere la carta d'identità, devo vedere la carta d'identità. È così, è così. Antonio Rione, ciao, buongiorno. Antonio, ben trovato vecchio amico. Quest'uomo, l'uomo delle quattro ruote, cioè nel senso non della rivista, ma delle quattro ruote, quelle che appunto fanno sì che noi si possa continuare a chiacchierare di auto, anche perché in qualche modo in questi giorni un po' di numeri incoraggianti in Europa, ecco, così non dico in Sardegna, ma in Europa si parlava di questo più 4% nelle vendite. Sì, no, allora, più 4 è in Italia. Ah, in Italia? In Italia, che è uno dei mercati positivi dell'Europa, che comunque ha fatto numeri molto buoni, a parte qualche piccola situazione. Quindi noi siamo un po' anche i portavoce dell'ottimismo, che però, stamattina tra l'altro non avevamo neanche salutato. Però come al solito, andando a vedere nel dettaglio, si scopre che questo più 4 è dato da un incremento di acquisti di auto da parte delle società di noleggio e dei grandi parchi. Guarda, mio fratello che è arrivato nell'isola in questo weekend appena passato per il compleanno di mio figlio da Parigi ha noleggiato una macchina. Sono andato a vedere il parco auto dei noleggiatori perché memore delle discussioni che facevamo io e te, sono tutte nuove, infatti. Sì, tutte nuove. A loro conviene acquistare e cambiare l'auto ogni 6 mesi perché chiaramente le case fanno condizioni inarrivabili, il noleggiatore la paga meno di un concessionario, per essere chiari, pur non avendo... perché il noleggiatore compra direttamente dalla casa? Compra direttamente dalla casa, le paga meno di quanto non le paghi il concessionario, anzi spesso, e quindi poi le rivende a un prezzo più basso di un qualunque usato, c'è sempre un guadagno, sia per chi le compra sia per chi le vende. Quindi perdonami, adesso stiamo dando un'informazione a parte chi ci passa davanti alle telecamere che salutiamo. No vabbè, ma ci sono fantasmi in questo studio che a volte si materializzano ma non si capisce come sia, però li abbiamo e quindi noi ce li teniamo stretti. Al di là di questo, dicevo, il consiglio cos'è? Vai a comprare la macchina da quello che la vende dopo che l'ha noleggiata. I noleggiatori hanno dei loro canali di vendita preferenziali, praticamente il noleggiatore, tanto per fare così un ragionamento tecnico, compra l'auto essendo certo che poi dopo 6 mesi la rivenderà perché ha degli acquirenti che poi le distribuiscono al dettaglio, per intenderci, ci sono dei canali secondari. Il vantaggio, diciamo, del noleggiatore è proprio il costo di acquisto, anche perché spesso viene fatto un patto di riacquisto tale per cui il noleggiatore non paga tutta la macchina, paga solo il pezzo che userà. Detto tradotto in soldoni, se una macchina che è stata utilizzata 6 mesi da un noleggiatore che ha pagato meno alla fonte viene rivenduta, non riuscirai mai neanche ad avere lo stesso prezzo, far concorrenza da un punto di vista dell'auto aziendale, fai conto. C'è l'auto aziendale che vende il concessionario. Poi i prezzi si normalizzano, nel senso che supponiamo fatto 100 il valore, no? Quella stessa macchina magari il noleggiatore la vende a 80, però a qualcuno che poi la rivende a 85 al prezzo di mercato corrente. Quindi al noleggiatore interessa uno che compri 1000 macchine per volta, è chiaro che quello ha un prezzo d'acquisto vantaggioso, però il fatto è che quella macchina magari quando la vai a comprare sembra nuova, poi ha 30.000 km. Sì, perché poi chiaramente quello è quello è un canale che è importante, è un canale che acquista, quello è in crescita perché comunque e fa aumentare i dati buoni delle vendite. Le famiglie continuano ad acquistare quello dell'anno prima. Ne abbiamo un esempio in Sardegna dove i noleggi incidono relativamente poco perché ci sono solo pochi noleggi locali, gli altri chiaramente le macchine arrivano testate e ripartono d'inverno vuote per aspettare, diciamo, i clienti del noleggio. In Sardegna, dove le famiglie incidono molto, il dato è stato dello 0,0, cioè quest'anno abbiamo venduto 39 macchine in più di tutto rispetto all'anno scorso. In tutto sono state vendute 10.758 macchine nel 2013, 10.797 nel 2014. Sì, provincia di Cagliari ha fatto questo dato, c'è un più virgola qualcosa. Quindi è qualcosa tutta questa euforia che ogni volta ci spiattellano lì davanti. E comunque è ovvio, anche perché l'Italia non è tutto uguale, ci sono regioni dove la ripresa economica o comunque l'ottimismo, la fiducia è più forte. Per cui ci sono regioni dove il dato è più positivo che il 0,4, è sempre una media della media del pollo. Noi siamo comunque, sorridiamo perché non siamo andati giù, nel mio caso come Sardi possiamo alcuni marchi poi vanno su, abbiamo qualche sotto lo zero non siamo andati, siamo più 39 macchine, 39 unità. Ci sono sintomi di risveglio, è chiaro che
E poi Eppure, scusa, io vedo tutte queste ottimismo. macchine ES, ET e W, cioè le targhe sono tutte nuove, da dove No, escono? ma quella è purtroppo è un effetto L'effetto solo mentale. Le ottico. macchine nuove si notano di più. Tutti quanti i miei amici, i miei clienti mi dicono che si vedono tante macchine nuove perché non hanno l'occhio clinico. Io che ho l'occhio clinico vedo tante macchine vecchie. Ad siamo esempio. noi. È certo, è un po' Siamo come un uomo per superficiali. strada guarda le donne e viceversa. È la prospettiva che abbiamo diversa, Esatto, è il punto è da un dove di guardi. vista. Che... Si tende a notare la macchina nuova perché comunque è diversa, fa effetto, però ecco il circolante è sempre lo stesso. Comunque l'età media dell'auto in Sardegna è oltre i 12-13 anni, quindi comunque basta uscire poi dalla cerchia di Cagliari, dell'extraurbano, e si vede che non Abbiamo delle slide curatissime, preparate in maniera dettagliata, che ci danno un po' di merito sul mercato dell'auto. sì, Chiaramente entrare nel merito delle alimentazioni, perché questa tabella fa vedere come ci siano state delle variazioni in termini di alimentazione, cioè il mercato fa più 4, però ci sono alimentazioni come quella ibrida che fanno più 47, ma anche metano e GPL crescono, diminuisce leggermente il benzina, che poi è la stragrande maggioranza continua a essere a gasolio. Cosa c'è da dire? Questo è tratto da un giornale che ha titolato "Le auto ecologiche trainano il mercato", perché poi si cerca di enfatizzare sto più 4, no? Sì. Effettivamente noi, cioè, c'è un nel più caso 50% dell'ibrido, sull'ibrido? il librido ha fatto più 47 in un anno, ma ha fatto più 300 in 2 anni, cioè dalle 5.000 del 2012, quando c'erano pochi modelli ibridi, alle 20.000 del 2014, perché c'è un po' più di offerta. Poi è sempre la stessa casa che offre il librido, cioè Toyota, ma con una sola casa l'ibrido ha fatto un bel boom. Benzina GPL, benzina metano lo offrono i tutti. sardi si stanno avvicinando alle macchine ecologiche, Sì, che nel nord Italia so che tirano le macchine Praticamente ecologiche, e nel nord Italia si vendono il triplo di quelle che vendiamo noi, però c'è molto interesse, molta richiesta. Il problema nostro è che far capire come funziona, perché chiaramente essendo un prodotto molto nuovo ed essendo il cliente medio viaggiando per luoghi comuni non conosce i dettagli, quindi spesso si avvicina con curiosità ma al tempo stesso con diffidenza. Poi bisogna spiegargli che non è, la batteria dura 10 anni, che non è come un telefonino, che non batteria si deve ricaricare. Dura 10 anni, cioè garantita 10 anni, dura anche di più ovviamente. C'è il problema della carica, vero, della batteria? No, si carica automaticamente come si cammina, cioè il sistema ibrido, almeno quello di Toyota, è fatto in maniera per cui tu la usi come una macchina normale, non ti devi preoccupare se sei carico, se non sei carico, non è il telefono che al mattino, oddio non l'ho attaccato stanotte, la macchina va, si ricarica, la batteria consente di consumare, di far andare il motore elettrico durante l'uso e di consumare meno carburante. Questo è poi il concetto, così come, e si risparmia quindi sul costo d'acquisto del carburante. Mediamente vuol dire 1 migliaio di euro all'anno di risparmio sull'acquisto del carburante, un po' come le auto a gas, che si risparmia perché costa meno il carburante, non perché consumino di meno. Qui abbiamo una scheda che parla dei veicoli a basso impatto. Ecco, questo è tratta dallo studio nazionale sulla mobilità sostenibile, e Cagliari, evidenziata da quella freccetta, è praticamente agli ultimi posti per veicoli a basso impatto ambientale. Qui ci sono metano, GPL, ibrido elettrico. Ovviamente metano in Sardegna non esiste, non si può diffondere. GPL, qui abbiamo già spiegato che la qualità del carburante è un po' scarsa, quindi i clienti sono diffidenti. Ibrido stanno iniziando ad avvicinarsi adesso, elettrico quasi inesistente. Quindi siamo fra le province più scarse come qualità in queste ecologica. Classifiche noi siamo sempre lì, non si capisce come mai, cioè siamo sempre tra o i primi di quelle più brutte o gli ultimi di quelle belle, non si capisce. Se Fabio ti manda ad esempio quella solo sull'elettrico o comunque sull'ibrido, ma vabbè, ma l'elettrico costa una bomba di soldi. Una macchina elettrica costa 37.000 euro, 40.000, insomma, anche di più, perché per avere una macchina elettrica che ti porti anche a Oristano e Sassari e poi devi anche avere la possibilità di caricarla da qualche parte. Infatti è più complicato. Qua il grosso è chiaramente l'ibrido su questo affare qua. Se tu noti Milano, insomma le regioni anche più ricche, comunque dove c'è un sentimento ecologico più forte, sono ben sopra la media. Cioè Milano è la prima. Non so farlo, è 20 volte Cagliari come quantità. Certo, lì ci sono i taxi che aiutano, però siamo un po' in basso. Mi faceva piacere parlarvi di questo, non tanto per convincervi a comprare l'ibrido o l'elettrico, ma per spiegare che
ci sono una serie di veicoli che sono comunque ecologici, anche quelli a GPL, come di cui abbiamo parlato, che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'aria nella nostra città. Io sono sicuro che se ti chiedo, secondo te Cagliari è una città inquinata, tu mi dici no, c'è il maestrale. Vabbè, certo. Io so che invece è molto inquinato. E invece purtroppo d'impatto direi così. Il fatto che noi abbiamo tanti veicoli vecchi, camion, autobus, eccetera, Il discorso dei veicoli vecchi, camion o furgoni, quello sono testimone, diciamo, respiratore del fatto che quelli li notiamo perché sono vetture che fanno. No, ma molti ce li hanno ancora. Diesel. E la mattina io anche nella sua cittadina, caro il mio presidente Mameli, quando giro presto alle 6 meno un quarto e ci sono quelli che vanno a fare i lavori pesanti, tipo muratori e quant'altro, e aspettano tutti di salire sul furgoncino, che intanto è in moto per scaldarsi perché fa freddo. Bene, da quel furgoncino esce talmente io ho respirato inquinamento allo stato puro che per togliermelo ho dovuto fare almeno altri 500 metri più avanti per non sentirmi più addosso quell'odore di combustione. Premiamo il pulsante del ricircolo dell'aria, perché quei mezzi, assieme alle auto ovviamente molto vecchi, dove non hanno alcun filtro, cioè, diciamo, per quello che sparano fuori, fanno sì che Cagliari abbia un livello di inquinamento dimostrato dalla quantità di giorni in cui si supera il limite minimo di legge di inquinamento di PM10, che è quello delle auto. Però forse se ne parla poco, perché essendo una città di mare siamo convinti che siamo una città poco inquinata, invece qui siamo a metà classifica. Ovviamente c'è più PM10 a Cagliari che a Roma, che per me quando l'ho letto non poco fa, infatti ho detto o siamo primi in quelle brutte o ultimi in quelle belle. Qui siamo a metà. Evidentemente il maestrale un po' ci salva, non siamo a livello di Napoli o di altre città molto inquinate, ma sono molto inquinate perché ci sono molte vetture vecchie. Ci sono molte vetture vecchie perché sono città più Napoli povere. È penultima, e l'ultima cos'è? Non so, sarà Torino, credo. Torino? Una domanda, ma lo Stato che sovente parla di ecologia, che dobbiamo essere tutti coinvolti, comuni, città, eccetera, per quanto concerne le automobili, dà degli incentivi? Lo Stato in senso stretto no, si sono un po' dimenticati. Oppure a voi non c'è dinai. Non c'è dinai. In alcune regioni c'è più sensibilità, alcune le regioni offrono concorrono a incentivare. Alcune regioni offrono uno sconto. Infatti quella differenza di valori dipende anche da quanto interviene lo Stato. In alcune regioni, in alcune province contribuiscono all'acquisto, nel senso che magari ti esentano il bollo per 5 anni, che non è male. Via. Alcune province danno contributi alle aziende o comunque ai liberi professionisti, tipo i tassisti, che sostituiscono il Volvone che inquina con una macchina ibrida, e quindi ovviamente è un vantaggio per quella persona per costringerlo, fra virgolette, ad acquistare una vettura che circola in città. Come si colloca? La Sardegna si colloca che non ce ne siamo ancora accorti. Il comune di Cagliari non ha previsto alcuna esenzione neanche dal pagamento delle strisce blu, come c'è in tutte le metropoli. Milano e Roma, Bari, Napoli, con l'auto ibrida o elettrica non paghi le strisce, o comunque puoi circolare in tutta la città senza limitazioni. E che a Cagliari, quando parli di strisce, interviene un altro tipo di circolo, è un'altra cosa, è proprio un altro argomento. Chiaramente diciamo che qui abbiamo forse problemi più importanti di cui occuparci, quindi questo è marginale, però ci stiamo arrivando, perché non è che a Cagliari non si vendono. Io quest'anno anch'io ho fatto il doppio delle auto ibride dell'anno scorso, quindi e possiamo dire con orgoglio, visto che sono quasi tutte nostre, che in città ormai girano almeno 200-250 auto ibride e si iniziano a vedere, insomma. Non sono poche. E non questo sono è solo poche, sulla città di Cagliari, poi magari sarà anche un po' più diciamo all'interno che fuori è meno città c'è un po' più di diffidenza sul prodotto. È meno praticata la cosa. Esatto. Ho capito. C'è bisogno, insomma, che anche tutte le altre case inseriscano i prodotti. Qualcuno ha dichiarato che fra 3-4 anni inizierà a costruirle. Magari poi col maglioncino. Torniamo dalla pubblicità, dopo aver salutato il presidente Mameli, che dovrà andare a ovviamente mettersi lì seduto a fianco ai suoi compagni di viaggio della gradinata per stasera, che c'è l'appuntamento con Gennaro Longobardi alle 21, sempre su questo tema famoso che è il suo principale motivo di vita, cioè il Cagliari Calcio. Non ridimensionarlo. No, il calcio è una parte della mia vita. Noi la lasciamo andare, la rivedremo stasera alle 21, la ritroveremo qui domani mattina alle 8, e invece con Antonio Orione, con Tony ci troveremo tra pochi minuti, magari proprio per far capire come funziona l'ibrido, cioè perché c'è poca gente ancora che lo capisce molto bene, e soprattutto magari per andare anche sul versante, anche i SUV stanno sposando il GPL, che è una cosa che in realtà poteva essere inconcepibile fino a qualche tempo fa. A tra poco, grazie Presidente. A domani alle 8.
Bello. Torniamo in diretta, sono le 9:47 qui come al solito in questa parte finale del lunedì, solo soletto, ma da questa parte in teoria non assolutamente solo nello studio, perché con Antonio Orione continuiamo a parlare di autovetture, ma uno sguardo al tempo bisogna darlo, perché tu sai che in qualche maniera il meteo condiziona. Sì, bisogna guidare più prudente. Bravo, e a Cagliari soprattutto, comunque in Sardegna in generale, quando piove non si capisce perché, si rimbambiscono tutti. Infatti. Si tamponano uno con l'altro, ma proprio catene di tamponamento, sarà che si vogliono più bene, vogliono stare vicini, troppo vicini, e quindi il meteo di Trebimeteo che attendiamo di recuperare in onda, di mettere in atto questo collegamento che è quello del lunedì, il classico che inizia la settimana, ma vedo che si sta tenendo un po' di più. Allora, tornando al discorso dell'auto ibrida, come funziona, e del GPL che è stato ormai ed è concepito anche per i SUV, non tutti chiaramente, diamo un attimino un po' più di motivo per essere aggiornati. Faccio finta siamo che tu sia più un chiarificatori possibili. medio che mi chiede ma come funziona, dove si attacca la presa, ogni quanto si cambia la batteria, eccetera eccetera. Partiamo da un presupposto: le batterie dell'ibrido sono fatte apposta per l'ibrido, esistono da 18 anni come tipologia, non si scaricano mai e non si devono mai ricaricare, perché vengono usate in continuazione assieme al motore elettrico, perché sono sempre cariche e durano 10 anni, o meglio, sono garantite 10 anni, ovviamente possono durare un po' di più, un po' di meno, quindi non è un problema. Il sistema è fatto in maniera tale che tu la mattina accendi la macchina e vai, cioè non devi pensare al fatto che è una macchina diversa, più complicata. Quindi non c'è il discorso fa freddo, non fa freddo. No, è tutto uguale, cioè la usi come una macchina normale. Una volta a gasolio, adesso neanche più, no? Il diesel una volta aveva bisogno di aspettare un attimino per... I limiti che potevano esserci sono stati superati da 18 anni di commercializzazione, cioè quello che per alcune case è il futuro, per noi è passato e presente, cioè è una questione. Sto parlando di Toyota ovviamente, ma anche altre case sono arrivate da qualche anno. Ci sono case che ancora non ce l'hanno e chiaramente non ne parlano, però ci stanno pensando, è una cosa normale. Adesso abbiamo il collegamento con Trebimeteo, la sigla, e poi Stefania Cattaneo con noi, la vedo già in bassa frequenza. Sigla! Cara Stefanina, buongiorno. Eccoci, credo e spero ci senta, mi auguro. Stefania? Qui adesso facciamo il collegamento modello acquario. Dovremmo essere collegati con Stefania Cattaneo, che in bassa frequenza è tra l'altro l'inquadratura eccola, non è... infatti. Stefania, siamo in onda, se ci sentite l'inquadratura è abbastanza buona. Pronto? Quindi non siamo collegati ancora. No, sì, siamo collegati. Diteglielo però. Questo è il bello della diretta. Non sentite? Non sentono loro, allora vedo che passa anche lì, c'hanno un fantasma in studio. Non siamo solo noi ad avere il fantasma in studio, ma anche loro. Ripristiniamo il collegamento, chiudiamo l'audio nel frattempo, sennò la povera Stefania stava lì a chiedersi ma siamo collegati o non siamo collegati. E come dicevo prima, invece il GPL sul SUV, che può sembrare stridente, ma chiudiamo il discorso sull'ibrido. L'importante è capire che l'auto è un'auto tradizionale, normale, non è che uno deve imparare a usarla, funziona, punto. Ci sono due motori, sinergicamente fanno tutto da loro. Non ti devi preoccupare, devi solo preoccupare di spendere meno quando vai a fare carburante. Quello è sicuro. Invece col GPL anche lì che si fa un discorso ecologico, economico, perché il GPL diciamo ha dei gas di scarico meno inquinanti del diesel, ha un costo di acquisto come carburante molto più basso del gasolio e della benzina, o meglio adesso un po' meno perché sono scesi finalmente i carburanti grazie alle crisi. Per quanto è sceso il petrolio dovremmo pagare €1 la benzina al litro. Però insomma 1,4 io l'ho visto, ho fatto un attimo così. Sì, ma se tu torni ai prezzi del petrolio di oggi, sono quelli della fine degli anni 90, dove si pagava €1 la benzina al litro. È chiaro, ma lì c'è un discorso anche di compensazione magari di altri momenti, sono prezzi internazionali. Sul GPL c'è il vantaggio che insomma è un derivato del petrolio, anche il GPL, però è un derivato un po' scadente, quindi costa meno e poi c'è meno tassazione fondamentalmente. Però giustamente dicevi fuori onda poco fa prima di tornare, se fra 3 anni lo Stato decide di mettere una tassa sul GPL, ciao. Normalmente lo Stato ci ha abituato, prima ci fa ingolosire su un prodotto, poi ci becchiamo super tasse, aumento delle imposte, delle accise. Oggi la tassazione sull'auto è altissima,
ad esempio nei costi di utilizzo quotidiano, l'incidenza fiscale su carburanti, assicurazioni, tasse di proprietà, eccetera, eccetera, copre quasi l'80% del totale della tassazione dell'auto, cioè l'IVA d'acquisto è così su un cluster così, perché spendiamo tanto, lo sappiamo, sulla benzina. Con GPL c'è un risparmio, bisogna un pochettino adattarsi a delle prestazioni spesso differenti, soprattutto quando sono auto che vengono adattate all'utilizzo. Alcune marche stanno andando avanti su una direzione differente, studiando veicoli fatti apposta per l'utilizzo con GPL. Nella fattispecie, parlando di SUV, io vendo anche Kia. Kia ha lanciato quest'anno un motore fatto apposta per la Sportage, oltre che per altri modelli. Ma sono poche comunque i SUV che montano il GPL? No, perlomeno in che serie pensano... sono poche, anche perché il risultato spesso era scadente. In questo caso viene fatto apposta e quindi il risultato è eccellente, consuma come un'auto a benzina, però si spende la metà. Il vantaggio è legato al fatto che in alcuni paesi nel mondo, non è solo l'Italia che GPL va, in altri paesi del mondo, tipo in Europa, non so, la Polonia o altri paesi dell'est, nel mondo, soprattutto in Corea, c'è una certa tendenza a favorire questo tipo di alimentazione che oggi conviene. Poi ripeto, del domani non c'è certezza, dipende da cosa decide. Fammi chiedere alla regia Lumi su Stefania Cattaneo, che io vedo sempre lì pronta, ma non sappiamo ancora se riusciamo a collegarci. Ok, stanno verificando e allora continuiamo fino alle 10, questo è il termine ultimo ovviamente in questo tentativo di collegamento. Ma tornando appunto al discorso GPL, poi c'è sempre quello che al retaggio culturale è sì, metto il gas risparmio, ma se schiaccio poi non va. No, in questo caso la macchina va, perché anche lì c'è stata un'evoluzione. Io ricordo l'Alfetta di mio padre, aveva il bombolone che aveva anche il gas. Perché tutti passiamo, diciamo, abbiamo presente cosa succedeva. Nel frattempo le case, ma tutti i produttori di qualunque prodotto si evolvono in maniera notevole. Cioè chi viene a comprare l'auto oggi, tu non sei che ce l'hai da un paio d'anni, quindi un po' di modernità ce l'hai. Ma io spesso parlo con clienti che hanno l'auto da 12-13 anni. Loro non si rendono conto che nel frattempo l'evoluzione è stata altissima. È come se uno si svegliasse dagli anni 60 e decidesse di comprare un televisore oggi. Cioè siamo a questo livello. Le auto degli anni 90 e quelle del nostro, diciamo, tempo sono molto molto differenti. Si guidano da sole, correggono da sole gli errori del guidatore, consumano la metà, ci sono una serie, sono molto più sicure. Senti, facciamo un questo cenno. Va fatto. No, certo, il ragionamento va Poi ogni casa ha le sue differenze, quelle più o meno moderne. Facciamo un cenno all'auto a idrogeno prima che mi diano... Ah, ok, perfetto. Allora, scusa Tony, prima di arrivare all'idrogeno, visto che il collegamento, abbiamo l'audio di Stefania ma lei non ci sente, diamo la linea direttamente a lei, quindi ci può raccontare un po' questa settimana meteorologicamente parlando da Trebi Meteo, quando sarà pronta e la sentiamo partire, perché lo start glielo daranno quelli dei Cape Canaveral, e il collegamento è fatto così oggi. Prego, se vi va. Un saluto a tutti gli amici della Sardegna dal centro Trebi Meteo. Vediamo un po' come andranno i prossimi giorni. Partiamo dall'immagine del satellite. Voi vedete, torna ad approfondirsi proprio questa depressione sul Mediterraneo occidentale, che quindi attiva delle correnti sulla Sardegna che accompagnano frequenti annuvolamenti sull'isola, con anche possibilità di qualche pioggia sporadica. D'altro canto, intanto che ci prepariamo a vedere come andrà già la giornata di oggi, del 19 di gennaio, le temperature sono comunque le vedete a lato, stazionarie, comunque in lieve diminuzione, soprattutto però per quanto riguarda i minimi, con una ventilazione moderata con locali rinforzi, e i mari che saranno generalmente mossi. Quindi oggi molto nuvoloso, con possibilità di qualche pioggia non esclusa, quindi sui settori orientali, sulle coste orientali. Domani ancora una giornata in parte nuvolosa, con però locali precipitazioni nella parte meridionale dell'isola e anche ampie schiarite non mancheranno, quindi tutto sommato non andrà poi così male, anzi. Per quanto riguarda mercoledì invece 21 gennaio, ancora spiccata variabilità con acquazzoni, come vedete nella parte centro-occidentale dell'isola, alternati a delle pause un po' più asciutte, e poi vedete però ci saranno i più fortunati nelle coste orientali, che godranno di un bel sole. Per quanto riguarda, concludiamo la panoramica, giovedì 22 gennaio,
molto nuvoloso, piogge sparse con in particolare dei fenomeni nella parte centrale dell'isola e appunto sulle coste, sulle pianure, insomma un po' ovunque, salvo delle sporadiche schiarite. La situazione del satellite era chiara e si riproporrà appunto in questi giorni. Noi ci teniamo aggiornati, ovviamente ci sentiamo per il prossimo appuntamento in diretta con voi venerdì e intanto grazie e una buona settimana. Grazie a Stefania Cattaneo, straordinaria come sempre, magari ci sente, non ci sente, non lo so, fateglielo sapere, è stata brava come sempre, ma del resto anche il suo mentore Paolo Corazon è un ottimo insegnante per quanto riguarda il meteo. trebimeteo.com, se vi va lo potete scaricare anche con l'app sul vostro smartphone. Dicevo, chiudiamo parlando un attimo dell'idrogeno? Sì, anche se qua veramente ancora quest'anno è l'anno dell'idrogeno. Fantasia. L'anno dell'idrogeno davvero, nel senso che Toyota ha presentato su tutti i mercati, anche se la commercializzazione avverrà prima in Giappone tra qualche mese, poi in America e alla fine in Europa, non in Italia, in altri paesi europei più moderni, l'auto che va a idrogeno. Cosa significa? Chiaramente non abbiamo idea, praticamente si fa, invece che benzina, si fa idrogeno allo stato liquido, l'auto usa l'idrogeno per alimentare delle celle a combustibile che producono energia elettrica, per cui l'auto di fatto ha un motore elettrico, di fatto dal tubo di scappamento esce acqua, vapore acqueo. E quindi anche in questo caso zero, ok, che sarebbe proprio il massimo. E si vende, cioè la puoi comprare, no? Però i costi sono sempre quelli dell'elettrico, poi alla fine costa una cinquantina, anche di più, 50-60 mila euro. Mi devi spiegare allora, ma anche perché dentro c'è praticamente no, certo, poi la tecnologia lì è pazzesca. L'Apollo 13 forse era meno moderno, era meno moderno, no, ma però credo, però hanno già venduto il triplo di quelle che si aspettavano di vendere. E sono i ricchi che hanno comprato questa macchina. No, si pensava a enti, istituzioni, aziende, invece un 40% di privati se la sono ho capito, ma che hanno un potere d'acquisto notevole, perché 50.000 euro una macchina, va bene che ci sono tanti che spendono anche di più. 18 anni fa una macchina ibrida costava carissima, adesso costa come le altre, quindi anche a noi arriverà magari fra 10 anni a un prezzo accettabile. La domanda l'importante è sapere che esiste, che funziona. È questo che, vabbè, insomma, in teoria, se avessimo voluto veramente, o se avessero voluto veramente arrivare a un dunque per quanto riguarda il discorso inquinamento, l'elettrico sarebbe già dovuto essere in pista. Qui c'è una teoria complottista, da 10 anni, 20 anni a questa che parte. Dice vogliono favorire il petrolio. No, le case preferiscono, tutti i produttori, finché si vende il prodotto vecchio non hanno nessun interesse a farne uno nuovo, che a fare uno nuovo costo. Il fatto è che finché non si abbassano i prezzi del nuovo, allora un'auto elettrica la troverai mai al costo di una Panda? Con le prestazioni di una Panda no, magari con le prestazioni di una vecchia 500 sì, cioè ci sarà. Cioè il prezzo, perché poi quello che interessa alla gente è che quei 40-50 mila euro diventino 20. Il prezzo sta scendendo già oggi, tutte le auto oggi costano meno di 10-15 anni fa, eppure sono più moderne, più complete, più sicure. Assolutamente. Quindi l'elettrico arriverà magari fra 5-6 anni, gireremo in città solo con delle macchinette elettriche, ma solo in città, perché il lungo raggio tra l'altro costa. In qualche modo andrà rivisto, secondo me, anche che ormai, diciamo, usanza di tanti la tipologia di guida, cioè cambio automatico a manetta con l'elettrico. Ormai il cambio automatico è diventato una componente importante del mercato, cioè non arriveremo ai livelli di America o di Giappone dove il 90% sono automatiche, solo le macchine europee sono manuali, qualcuno non le sa neanche guidare. Qua ormai è diventato oltre il 10-20% l'acquisto di auto con cambio automatico. Io ce l'ho in casa, qualcuno che si è talmente abituato al cambio automatico che per riguidare un cambio manuale con la frizione dovrebbe fare, non dico un altro corso di scuola guida, ma riprenderci un po' la mano, sì. È sicuro che il cambio automatico è meglio, però il cliente medio pensa che sia una cosa da persone che non sanno guidare, no? Quindi deve dimostrare che l'utilizzo del cambio, anche lì un vecchio retaggio culturale che sta passando, per fortuna. Bene, allora, fatta anche questa riflessione, io direi, non so se sei d'accordo con me, ma la conclusione che mi verrebbe è: mannaggia, abbiamo tutte le possibilità per vivere in un mondo meno inquinato, ci lamentiamo che siamo i primi inquinatori di questo mondo, ma non facciamo nulla perché gli strumenti che possono non inquinare più vengano utilizzati a mercato globale. Certo, c'è un perché problema. l'interesse è più vendere il vecchio, perché finché tira il vecchio, ma certo, il vecchio finché qui, tira il vecchio le case conviene. capito che tira più il vecchio che un carro di bois, sarebbe bello per me. Però vabbè, questa è la conclusione di questa
questa bella chiacchierata fatta ancora una volta con ormai il nostro uomo di fiducia delle quattro ruote, Antonio Orione, e nel ridarci appuntamento più avanti nel corso di questo nuovo anno 2015 ti ringrazio davvero, perché insomma sono importanti. Molto spesso si fanno acquisti senza sapere bene che cosa si va a acquistare, quindi o comunque non si conosce bene il mezzo che abbiamo sotto il sedere quasi tutti i giorni. Soprattutto ci si fida più del barbiere che del venditore dell'auto, esatto. Anche lì per un retaggio culturale. Probabilmente si ascoltano le spiegazioni perché si pensa di essere fregato. Grazie, sì, perché ho l'interesse a venderti quella roba lì, tu dici, no, sì. Giustamente. Non è è il campanilismo di vendita. Nel frattempo ho fatto volare anche la penna, sono un mago. Va bene, la campana ce l'ho in mano io, quindi la suonerò io, perché il presidente lo troveremo domani mattina, così come la squadra: Stefano Perra, Gigi Perra, Ligie Fabietto, Cristian Manca. Grazie a tutti, le repliche alle 21 Sardegna 3, all'1 di notte Sardegna 1. E come sempre diciamo, buon proseguimento di giornata, a domani! Ciao!